Lutto nel mondo del calcio, è morto Gigi Simoni, aveva 81 anni, nel 97-98 sulla panchina dell'Inter vinse una Coppa UEFA, nella stessa stagione mancò lo scudetto per un rigore non fischiato. Marco Franzelli. Un destino l'Inter, sempre dolce e amaro insieme, dice l'ex presidente Moratti. 22 maggio, a 10 anni esatti dal triplete, se ne va Gigi Simoni. Giocatore, allenatore, le promozioni con la Cremonese, ma legato a un capitolo della storia dell'Inter, del fenomeno Ronaldo, a 2 partite in particolare. Il rigore non dato nella sfida scudetto con la Juventus 1998. Ronaldo si scontra con Giuliano, immagini che ancora fanno discutere, giusto, sbagliato. L'arbitro Ceccarini che subito dopo assegna invece il rigore alla Juve e Simoni, l'allenatore gentiluomo, perde la pazienza. Ma si vergogni! Viene espulso, gli impedirono di vincere uno scudetto, dice oggi Moratti, con Simoni rimasto sempre della sua idea. Era talmente clamoroso quell'errore che noi saremmo rimasti a un punto con un calendario favorevole. Un episodio nella vita di una persona per bene, rispettata al di là di ogni polemica. E poi la Coppa UEFA vinta in finale 3-0 contro la Lazio. Se n'è molto lungo per Zamorano che gira bene al centro, attenzione in destra, violentissimo! E lo spettacolare gol da parte di Zanetti, gol stupendo di Zanetti. Fu come un'anticipazione, le basi di ciò che sarebbe accaduto 12 anni dopo, un'altra Inter, Mourinho e Zanetti capitano. Quel 22 maggio c'era anche un po' di Gigi Simoni e ci sarà per sempre. Colpo di scena per i milioni